Amici bellini, anche per fare qualche cosa di diverso vi avevo promesso che avrei dato un occhio anche alla nazionale e quindi facciamo una mini analisi perché ci sono state delle cose tatticamente interessanti. Per chi invece non mi conoscesse, perché è capitato che è chiaro, io sono Valerio Fluido, abito a New York, tifo per il Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici, mamma mia, i rumori, i nuovi che sono capitati per caso, iscrivetevi perché è un canale di rumori. Carlo Sessa, benvenuto e andiamo, io direi di andare direttamente alla lavagnetta perché c'è poco da dire, c'è da assolutamente ribadire che l'avversario è quello che è, quindi non è che uno dice ah grande, va benissimo, il risultato rotondo, va tutto bene. Però questa era una partita dove il CT Mancini voleva delle risposte secondo me non tanto individuali ma di come si dice, di adattabilità, la possibilità di spostare delle pedine in una zona del campo invece che un'altra. Vi faccio un esempio, adesso dobbiamo un attimo risistemare la formazione per farvi capire. Questo 4-3-3 era un po' ibrido e la dobbiamo sistemare. Voi non fate confusione con quelli che sono entrati, ok? La sistemiamo come era all'inizio con Cristante, Castrovilli, Pessina e si cominciava con Kin, con Bernardeschi prima punta actually, quindi sentite i rumori, benvenuti a New York. Facite fa sta analisi tattica che poi esce di sera e domani mattina non esce niente e probabilmente domani ci vedremo la Champions insieme, non lo so, se lasciate un sacco di like 700 no, quanto abbiamo vinto? 7-0, 8-0, fammi capire 7-0, 700 like, ce ne andiamo live a vedere la finale di Champions. Si comincia così, quindi non come le formazioni che portavano alcuni siti con Kin al centro e Bernardeschi sulla fascia, no, Bernardeschi ha fatto a tutti gli effetti la prima punta, molto spesso veniva dentro a giostrare con Castrovilli molto avanzato che andava poi ad occupare l'area e qui c'era il movimento di Kin sulla fascia, Grifo, ma la cosa interessante che abbiamo notato nel primo tempo era che molto spesso c'era questa costruzione, diciamo come quelli bravi dicono, a 3,5, nel senso che c'era questa fase a 3 molto evidente con Biraghi molto alto e quindi poi si creava questa situazione qua. Quando Castrovilli andava a riempire l'area era quasi un centrocampo a 2 e poi Kin doveva un pochino tenere d'occhio le preventive, ma le preventive contro il San Marino che si deve solamente difendere, ovviamente tu ti puoi anche mettere così in campo con questo praticamente 3-2-4-1, poi Bernardeschi veniva dentro, gli inserimenti, insomma questa era la situazione interessante, questo ibrido. Dopodiché quando cominciano ad arrivare le sostituzioni, ovviamente il primo gol di Bernardeschi ha fatto un partitone, bisogna dirlo. Noi tifosi del Napoli ci siamo lamentati, ma come fai a convocare Bernardeschi e non convochi Politano? Ci sta tutta come protesta tra virgolette. Però Bernardeschi ha fatto una grande partita da prima punta, da punta esterna, che poi dopo nel secondo tempo passa a sinistra con l'ingresso. Ma vediamolo nel dettaglio. Allora, questo è quello che succede. Il primo gol di Bernardeschi, una palla vagante, la tira anche centrale, ma comunque fa gol. Dopodiché c'è il gol di Ferrari su una respinta incerta del portiere, quindi praticamente a porta vuota. Quando arrivano le sostituzioni, il primo a uscire è Kin per Politano e quindi rimane questa situazione qua che vediamo con Castrovilli sempre qui, e Politano, ragazzi, fa il primo gol, palla vagante, la tiene bassa, sinistro a rientrare, insomma sul palo lungo, così. Secondo gol al volo di destro, insomma il dubbio a Mancini lui l'ha installato e probabilmente se lo dovrà portare, perché se ho capito bene ci si può portare 26 giocatori all'Europeo e poi devi dare tu la lista dei 23 di volta in volta. Però io credo che Politano un posto se lo sia meritato. Quando poi entra Di Lorenzo al posto di Mancini,
si ricrea la linea Politano Di Lorenzo sulla fascia destra con sovrapposizioni, sembravano belli freschi e tosti tutti e due, e si sposta Toloi al centro e resta questa situazione qua. Ma quando poi entrerà Bastoni, questa è una cosa che non mi aspettavo. Ovviamente tutto shifta sul lato destro con Di Lorenzo un pochino più alto, ma Bastoni va al centro. Io me lo sarei aspettato qui con Ferrari al centro, ma Bastoni va al centro, quindi considerando una linea di 4, Ferrari faceva quasi il terzino sinistro, però molto interno, perché poi a finale di partita Bernardeschi passa qua con l'uscita di Grifo e Belotti la prima punta. Gol insomma abbastanza semplice per lui, ma ben costruito con lo scambio con Bernardeschi. E poi segnaliamo anche Pessina che fa un gol molto bello, quello là dove anticipa con la punta, non c'era più spazio e fa un gol bellissimo, e poi un altro insomma sempre su una ribattuta, su un buon tiro di Castrovilli che ha cercato il gol a tutti i costi senza trovarlo, è stato più che altro sfortunato. Signori miei, che cosa ne pensate voi di quest'Italia? Io non credo, ovviamente mancano quelli pesanti, quelli grossi, manca Chiesa, manca Insigne, manca Jorginho ed Emerson, perché ovviamente domani sono impegnati nella finale. Queste sono le seconde linee fondamentalmente, più qualcuno che meriterà un po' di minutaggio in questo europeo. Non sono nomi di grido, l'avversario è quello che è, però è una squadra quadrata che fa le cose che deve fare con non un ritmo infinito ed eccezionale. Secondo me si può anche vedere un buon calcio. Non impazzisco, io sapete sono anche un po' borbonico, quindi indosso la maglietta dell'Italia e la maglietta di Insigne perché così, ma non riesco proprio a tifare. Però ce lo guardiamo, sapete perché? Poi è entrato anche Meret. Diciamo così, ce lo guardiamo perché impariamo un po' più di calcio, perché se noi pensiamo che esiste solo il Napoli e che non esiste nient'altro e che il Napoli deve vincere per forza e non ci confrontiamo con le altre realtà, con altri moduli, con altri CT e con altre situazioni calcistiche, non ne usciamo fuori, e quando non ne usciamo fuori non cresciamo. Il punto focale di questo canale è la crescita, insieme ai vostri commenti, insieme alla community, insieme al confronto con tutti i tifosi, addetti ai lavori, amici e collaboratori. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere la vostra, che io vi ho detto la mia. Domani 700 like, che ci vediamo alla Champions insieme, faccio la telecronaca. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.